Buonasera a tutti, un attimo che apriamo questa musichetta, ecco qua, buonasera a tutti, oggi è dia 24 di maggio 2020, quindi è sabato. Bene, cominciamo diretto poi con questo bello che io chiamo sopra, con questa bella nuvole, bella spintata già sopra di noi, che sono a kenne de cornice a questa bella ida, perché io credo che sono San Nicolare, ma però come un regalo bene illuminata, Saida, ecco qua, bello so, pare broccoli di cotone, pare ne so, adesso in questo bello che lo biaito. Bene, vediamo se non era sotto lavallo, è 22 gradi, so massimo, non è che grado il minimo, mezzo coccolato viene a salvato e poi spallazzato e a salvato in poi. Vediamo su Crasa, vediamo su Crasa a domenica, 24 gradi, 2 gradi di prodeoie e 3 gradi la temperatura minima. Insomma, sole preno viene da Sasotto e poi coccolatedo viene a tutto da dia, insomma, ecco, viene da Sasselle de Ortedi. Andiamo a sto stoccamento, ecco qua, vamos stoccamento in strada del cuore, il traballo da implementare, che comincia a lunedì, 26, resta tancata la strada a sul mezzo all'Epio fino a su 28 e poco sospesante e bestiamene fino a su 31 di maggio. Disemolo, sempre poi per riguardo alla circolazione, sospensione del traffico veicolare e interdizione della sosta Vico Cavallotti per il rifacimento dei collettori fognari relativi a lati danneggiati. Questo è ordinanza del 28, quindi vista eccetera eccetera. Via Cavallo dal 30 maggio, a partire dal 30 maggio, corrente mese, Vico Cavallotti all'altezza del numero civico 83, nonché l'istituzione del divieto di sosta negli stalli di Piazza Sproni nel tratto di fronte al numero 69 e 61. Quindi Bisemuso, cosa sono possa questione di via Cavallotti. Dal 30 maggio in Vico Cavallotti all'altezza del numero civico 83, divieto di circolazione e di sosta, nonché l'istituzione del divieto di sosta negli stalli di Piazza Sproni nel tratto di fronte al numero 69, dal 69 al 61. Poi bisogna attiro della circonvallazione sud, istituzione senso unico alternato regolato con lanterne semaforiche nella circonvallazione sud, nel tratto compreso con l'incrocio SS389 Zuppero Meramedio, ex Matatoio. È l'ingresso dell'autoparco comunale per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, quindi non il DEGAI, allora, nella circonvallazione sud, nel tratto compreso, ecco qua, praticamente dovrebbe essere Ontana, l'incrocio statale 389 ex Matatoio e l'ingresso dell'autoparco comunale per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza nell'ambito degli interventi di protezione civile PNRR missione 2, quindi istituzione a senso unico alternato con lanterne semaforiche nella circonvallazione sud nel tratto compreso fra l'incrocio 389 ex Matatoio praticamente Macarronare, l'ingresso dell'autoparco comunale buon cammino a partire dal giorno 26 maggio alle ore 7 dalle ore 7 alle 17 per tutta la durata dei lavori. Ecco qua. Bisemolo.
Oye, poi vamos in piazza, arrivano a Roldesau, Memorial Clemente Biondetti, ad arrivare verso la Zunniche, a Zunniche e mezzo, la cosa gai, i Dimosu, e bisogna stare belle al macchina, che si vede in nocche, che hanno a essere esposte in piazza, poi su Cortiledo e su Museo o Piazzetta Pitalis, praticamente a cantare pro questo l'autista, poi sostenista, che non vedo da ora, un tenore, in un scoccale, Vizzichesu, noi siamo sei del sostenore. Poi vi rammento che il 31 di maggio, queste visite ecografiche senologiche e tiroidee, i su poli ambulatorio di visti, poi casa 20 kimbe, vamos su moto raduno, praticamente si muove come tutto quanto a San 9 più o meno, in piazza Sproni, a bovare tutta Inie, e poi muovere per un percorso di circa 50 km, adatto a tutti i tipi di moto. Si paga 40 euro ed è scompreso caffè di benvenuto, pranzo, abiti rec, gadget, ingresso con visita guidata al parco BT-Rec. Ore 11 partenza del giro, ore 11 a Bovo e Sassanove, partenza a Sassuolo. Abbiamo ritrovato io per noi sul giornale, l'omicidio Piras, allora la difesa chiede la soluzione di Flore, il processo bis in corte d'appello, d'assise d'appello. Dopo un minuto di raccoglimento per il 33esimo anniversario della strage di Capaci, il ricordo del giudice Giovanni Falcone, ucciso insieme alla moglie e ai 3 agenti discorsa l'udienza a Cagliari del processo in corte d'assise d'appello per l'omicidio di Angelo Maria Piras. È stata dedicata interamente alla difesa di Nico Piras e Alice Flore, accusati in concorso dell'omicidio dell'allevatore di Louisa nel gennaio 2015. Gli avvocati Rita De Lola, Francesco Lai e Tito Flagella hanno preso la parola e ripercorso i momenti salienti, eccetera, eccetera. Insomma, hanno appetito la soluzione. Le gradinate dei sensi, Aurune, l'arte e i colori di Angelo Maggi animano gli scorci del paese. Quindi, come si vede, ha pintato questa gradinata che in questa bella scala, ma mi non si piega una meta questa cosa. Le gradinate dei sensi dà un'idea dell'indimenticato artista sassarese Angelo Maggi. Rappresenta la raffigurazione della connessione tra la grande varietà di essenze botaniche presenti nel territorio di Orune su un itinerario che ne colga gli aspetti essenziali e porti all'interno del centro abitato. I colori, le contraddizioni, scusate, i colori che contraddistinguono e nel contempo ricordi l'effetto sensoriale delle stesse e così via di seguito. Poi i limiti della Sasinnica, la sindaca di Orone Giovanna Porco nel descrivere l'evento ha sottolineato l'importanza artistica, ma non solo, del percorso botanico-sensoriale che verrà presentato durante la cerimonia di inaugurazione domani alle 17. E questo percorso particolare, va bene. Casa della Salute, nuovo strumento per monitorare le lesioni della pelle. L'apparecchio consentirà di acquisire immagini ad altissima risoluzione, cioè una bella cosa questo este in numero. Contributi per le piccole imprese del commercio. In provincia il record regionale di richieste. Sono state registrate 298 domande per un totale di 9 milioni di euro di aiuti. Il bando è finanziato dall'assessorato regionale al turismo e gestito dall'ente camerale e quindi questo piccole imprese del commercio.
che vamos una passeggiata tra le vie della città seguendo il giorno del giudizio. Che questa cosa nos accumpanza tra Diego Corraine, accumpanza una passeggiata in lingua sarda tra le vie di Nuoro seguendo le orme delle visioni del romanzo Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Questa sera alle 17 da via Ballero a 50 anni dall'inizio una runda in Nugoro, Zighinne, Storia del Suromandu, una iniziativa che è stata organizzata dall'Assemblea Nazionale Sarda Atnu, Nugoro. Sarà un vero viaggio dentro la città e dentro le pagine di uno dei romanzi più intensi della letteratura sarda, riscoperto nella sua versione in sardo grazie alla traduzione di Diego Corraine per le edizioni Papiros. Bene, siamo contenti, grazie Diego. Le sfide del pane rituale e quotidiano, successo dell'evento della Confcommercio per promuovere il settore. Aperto ieri in città l'evento Il Pane, respiro del tempo, organizzato dalla Confcommercio Nuoro Ogliastra all'interno del progetto Zamesa Nostra, finanziato dalla Regione, assessorato del commercio, turismo e artigianato. La manifestazione offre un'ampia panoramica sulle diverse declinazioni del pane, dai pani rituali legati alle tradizioni locali ai pani quotidiani, fino alle tipicità regionali che raccontano la storia e l'identità dei territori. Una bella conferenza è stata pure in Bizzi, su Littoso. Potete razzapare tutto in Bizzi TV YouTube. Sanità, vertice di maggioranza, Todde apre ma restano le tensioni. I partiti del campo largo restano sulle loro posizioni, ma si tenta un dialogo. La Presidente narra: è giusto che i passaggi importanti di riforma siano condivisi. No, governa Sasolata, mettete che gli amare. Fino a che non ti imbollano a terra. Le luci e la sala della giunta di Villa Devoto sono tornate a celebrare i fasti del passato, quando con cadenza regolare i segretari dei partiti di maggioranza di entrambi gli schieramenti si riunivano per decidere linee strategiche e atti di governo. La Presidente Todde ha cercato di esorcizzare questo rito, interpretando con forza il suo ruolo e riducendo gli incontri con i partiti a bilaterali o a riunioni con i capigruppo. Sino a ieri vi nascono un posto su Sale Isaccoa. A metà mattina, infatti, i segretari dei partiti di maggioranza, con le delegazioni che comprendevano anche i capigruppo e nel caso dei 5 Stelle anche la senatrice Sabrina Licheri, sono stati accolti dal presidente a Villa Devoto per quello che si annuncia essere il primo di una serie di incontri. E se non a cagai, tanto te l'ha meritata la Presidente. Governo taglia i fondi, a rischio 27 strade. Più, narrata, Salvini ci ripensi. Non sponiamo ringrenocato da precare a Salvini. Dirotati 23 milioni destinati ai lavori delle provinciali, deve fare su ponte nell'elenco arterie di Sassarese, Gallura, Baronia e Agliastra. Tutto su ponte de Messina. Non basta il cuore nella festa scudetto. Mica si poteva permettere di ingere da giocare a bere, non erano morto tutti. Il Cagliari resiste quasi per un tempo, poi il Napoli passa e si prende tutto. Prende tutto, già preso tutto, abbiamo bingere orsi, ma pensate che si inghiata il ambioso. Lingua blu, la regione gioca d'anticipo, meno male. Sì all'acquisto dei vaccini fino al 2027, incarico all'istituto zooprofilattico.
finanziamento di 650.000 euro per la campagna prevenzione in tutta l'isola. Bene, 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 bene. Bene, ne siamo contenti che si muovano in anticipo, che si muovano in tempus, come dice in sardo. Case di comunità, ora si corre, ma non siano solo scatole vuote. Il rischio è escluso che in un bebè a casa della comunità pare che sia buita. Durante SCGL, la Calista, forte ritardo, Ledda, CIS, serve una strategia sul personale. L'aggiunta centri territoriali in funzione entro marzo prossimo. Queste case della salute, i DIMUS. Noi siamo Ginocchio, aspettiamo. Prove d'intesa sulla sanità, ma PD e Todde restano distanti. Questa è relativa all'articolo che abbiamo già adesso, di questa famosa Lucca Rallutasa in Villa Devoto. Fumata grigia dal vertice sullo sfondo, l'attesa dei giudici sulla decadenza. Siccome le discutono roba gente di Michele, di denunzia a Barrasa, per questa nomina scanfata, impresse, può nominare Josi Soro e Sanscrateasa, è presto per la distensione. Lo strappo sui commissariamenti delle aziende sanitarie è difficile da ricucire. La Presidente della Regione, Alessandra Todde, rivendica la scelta fatta. Il PD quella di non aver firmato la delibera con le 12 nomine e ora si prova a ragionare, a darsi un metodo collegiale anche in vista dei prossimi provvedimenti. Ieri se ne è parlato durante il vertice di maggioranza a Villa Devoto con tutti i capigruppo e i segretari di partito, ma ancora non risulta con risultati poco convincenti. E non che l'hanno ingollita. Politica internazionale, alla Russia non piace la proposta del Vaticano, l'importante è di rinviare, di spostare a mai, colloqui in Svizzera, e vabbè, poi per dare un'iscusa pure in Svizzera, condannato un russo italiano accusato di essere una spia di Kiev, e tutto che non la pensa anche a Israele, è sicuramente una spia. Un giudice ferma lo stop agli studenti stranieri degli Stati Uniti in all'Università di Harvard le è stata vietato, cioè imposto di non piccare per gli studenti di Ateru che allegane praticamente su palestinismo a tutto canto, islamismo, eccetera, eccetera, e quindi Trump ha pensato bene che lo scazzare deve vietare, però basta intervenire un giudice che ha impedito a Trump che ha cazzata isse. Trump rilancia sui dazi all'UE, borse a picco, cioè carnidete che nessuno sta ragionando di isse, a tanno ponete un dazio. Il presidente USA, le trattative con Bruxelles sono ferme, nel mirino anche Apple che ha che te lo telefono in India e quindi una tassa in sospuro che lo saccano in America. Dal 1 giugno previste nuove tariffe al 50% sui prodotti del vecchio continente, cioè praticamente desse Europa. Intanto in Germania, aggressione con il coltello, 12 feriti, si scia, insomma, imitazione del corso che bisogna stato in New York, in Washington. Cioè. Ponte sullo stretto, si va avanti. Salvini sfida il Colle sull'antimafia. La polemica della Lega lascia freddi gli alleati. Opposizioni scatenate. Salvini che era sul ponte a Puterio, magari poi lo che chiamare ponte Salvini, in modo tale che resta si storia, Macu commenteste, nessun dietro font, anzi, dopo l'alta arrivato al Quirinale sulla norma, prima inserita e poi cancellata dal decreto infrastrutture,
che estendeva al ponte sullo stretto la procedura speciale per i controlli antimafia, centralizzandoli presso la struttura di prevenzione del Viminale, cioè praticamente non queria manco controllo antimafia, se lo raccentraiata a ISE e tutto, e quindi questo intervento Mattarella e l'ha tabacchettato. Chiediamo solo che per il ponte sullo stretto ci siano gli stessi controlli che ci sono stati per il ponte di Genova. Noi teatri su Montesiloco, l'Expo di Milano e le Olimpiadi invernali. Non penso che il Quirinale sia contro gli organismi antimafia. Punge. Non solo la Lega di buon mattino si affretta a far capire che è già pronta per l'Aula la proposta del vice premier e ministro Matteo Salvini per aumentare al massimo controlli e certificazione antimafia per tutti gli apparti, le forniture di servizi, eccetera, eccetera, ma non convince tutto manco a sorralleato suo. Andiamo da innanzi, di nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Meno male, nel sicuro. Casa Bianca, Harvard e scontro, stop al divieto su allievi stranieri, cioè l'hanno già nato e sta intervenuto un giudice, insomma, è stato bacchettato a Trump e quindi sul divieto esordine di incannare da Harvard a suoi studenti di Aterue non è applicabile che un giudice bilà bozzato e tancamos ritenova de oggi che su sigla e tancatura e dimolo di andare al romanzeso e non bisogna questa macchina che appunto poi devono arrivare a bici e siamo insomma a fare un canto del matto in diretta. A mentre vedrete, buona tutto da Bizi TV, adioso e mentre a casa.